canto numero 216. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece son tornato e m'hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Iniziamo questa Eucaristia proprio all'inizio di questa giornata, invocando l'amore misericordioso del Signore che venga incontro alla nostra pochezza e alla nostra Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace. Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto. Christe eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome. E tra questi siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Il Signore si è ricordato del suo amore. Il Signore si è ricordato del suo amore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore si è ricordato del suo amore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore si è ricordato del suo amore.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore si è ricordato del suo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Gesù fa comprendere ai suoi ascoltatori, alla generazione del suo tempo, e l'Evangelista Luca, ricordandoci questo, riporta per la nostra generazione questa esortazione, questo messaggio di Gesù. Non sono i fatti straordinari che suscitano la fede. La fede è il risultato di una adesione interiore, personale, ad un annuncio. Il segno conferma quanto l'annuncio ha dato, quanto la parola ha comunicato. È il segno per eccellenza che fonda la fede cristiana è la Pasqua di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. Non servono altri segni. Questo è il segno per eccellenza che Dio offre all'umanità. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato è l'inizio della lettera ai Romani. È interessante l'autopresentazione dell'Apostolo, perché la comunità cristiana di Roma non è stata fondata dalla predicazione dell'Apostolo Paolo. Paolo entra nella comunità in un secondo tempo, in un terzo tempo se vogliamo. Allora egli si autopresenta. È interessante cogliere i titoli, le motivazioni che giustificano l'intervento di Paolo nella comunità di Roma. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata
scelto per annunciare il Vangelo di Dio. Il primo titolo, servo di Cristo Gesù. Nel testo originale è doulos, che tradotto letteralmente dovrebbe essere schiavo di Cristo Gesù. Il titolo di servo nella Bibbia è un titolo che è riservato ai personaggi più qualificati. Abramo, servo di Dio. Mosè, servo del Signore. I profeti, servi del Signore. Nel discorso di Pentecoste, San Pietro, quando parla della risurrezione di Gesù come segno massimo della sua presenza, della divinità di Gesù, dice: Dio il Padre ha risuscitato dai morti il suo santo servo Gesù, che voi avete crocifisso. Paolo, servo, letteralmente schiavo, perché il servo ha una sua autonomia, lo schiavo invece non ha nessuna autonomia. Paolo si sente a totale servizio del Vangelo. Ecco il grande titolo onorifico. Cristo Gesù, il Padre ci ha offerto il segno più grande del suo amore per noi e per tutti. Grati per questo dono, preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. O Signore, fa che la Chiesa rinunci a qualsiasi segno di prestigio esteriore e mondano e affidi l'efficacia della sua missione alla forza della verità che tu le hai donato e affidato. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, aiuta gli uomini a impegnarsi per la vera libertà di tutti e dona a ciascuno di comprendere che il suo segreto è una sincera carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, conforta tutte le persone che soffrono a causa dell'oppressione politica, sociale, psicologica e dona loro con la pazienza e il coraggio che vengano da te, la forza di camminare verso la guarigione e la liberazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, illumina tutti coloro che non sentono la necessità di aprire i loro occhi e di convertire il loro cuore e fa che si aprano i segni della tua presenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, donaci gli occhi della fede per celebrare questa Eucaristia. Il pane e il vino diventino per noi il più grande segno del tuo amore, da ricevere e da donare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre, che prolunghi nel mondo, attraverso l'opera santificatrice della Chiesa, l'azione redentrice di Cristo, rendici partecipi della tua opera salvifica come testimoni del tuo amore senza limiti. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo
sia segno della nostra unione con la vita divina, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco. Presbiteri, diaconi, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dai sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, dare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 113. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Croce che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli, a te va il nostro canto, a te va il nostro canto. Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti, a te ci consacriamo, a te ci consacriamo. Croce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti, a te volgiamo gli occhi, a te volgiamo gli occhi. Alleluia, 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 alleluia. Cristo sei salvatore tu, Cristo sei salvatore. Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci
ci accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore. Piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave. Ave,